Dopo lunga approfondita discussione ci vedremo in tribunale. Cioè, non mi sembra di capire che ci siano soluzioni. Fumata nera al tavolo tecnico sul corso di laurea in medicina e chirurgia a Treviso. Presenti il ministro dell'economia Gualtieri, dei rapporti con le regioni Boccia e della salute Speranza. L'obiettivo, quello di trovare un punto d'incontro tra le parti dopo che il governo aveva impugnato davanti alla Corte Costituzionale la legge regionale. Oggi è l'ultimo giorno, immagino impugneranno, del resto una riunione fatta il giorno prima penso che sia foriera di poco o nulla. Impugneranno, andremo davanti a un tribunale, vedremo cosa ci dirà la Corte Costituzionale. È lo stesso Presidente a spiegare cosa il governo contesti alla Regione. Ci contestano la programmazione e l'altra contestazione che ci fanno è che abbiamo utilizzato a garanzia 6 milioni di euro prelevati dal Fondo Sanitario Regionale, che è un fondo di 9 miliardi e 600 milioni di euro. Non è che andiamo a finanziare gli ingegneri, stiamo finanziando i medici. Il corso a Treviso decollerà come da progetto, promette il governatore. È sostanzialmente l'andare a consacrare e a consolidare un percorso che era già iniziato. A Treviso sono già i primi 2 anni, se non ricordo male, di corso di studi, del corso di laurea in medicina e chirurgia. Abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che sono 8 reparti retti da primari che sono docenti universitari e quindi al loro interno ci sono gli specializzandi. A questo si aggiunge la nascita del nuovo ospedale di Treviso con 1000 posti letto, di cui 600 ad alta specializzazione. Alla luce di questi aspetti, Zaia lancia un messaggio agli studenti. Al mondo degli studenti che vogliono iscriversi a Treviso, sono 60 matricole, dico iscrivetevi, perché noi non indietreggiamo di un millimetro.